Remediu, gruppo folk Sabitta, Mili gruppo folk Sabitta, il gruppo folk di Nulvi, il gruppo folk di Olbia, il tenore su un tratto di Sene che è Antonio Maria Cubanda, poi il tenore su Remediu e poi andremo avanti con il gruppo folk di Patata. E poi ancora tanta festa con ballate e ballate buonis. Siamo così. E va frescura, Però lo mandiamo scappare. Dai, facciamo. Bene, bene. Scriviamo fino che a mancare a sostentare. Vabbè. Chi è arriva, attacchi e non. Va bene. Stata fatta 30 anni, come ha avuto? Fa 30 anni.
Bella The Voice. Avremo tante altre belle pagine più tardi insieme a questi meravigliosi artisti e musicisti che ci regaleranno ancora tante emozioni, ma soprattutto tante belle suggestioni. Grazie, buonasera. Ringraziamo veramente di cuore Piazza Sproni perché la troviamo bella, calda, e grazie in particolare a chi organizza la festa patronale qua a Biti, che sono i ragazzi e le ragazze del 2001 che sono supportati dalla leva del 1991. Grazie. Noi staremo insieme alcune ore con un viaggio all'interno di alcune autentiche tipicità che ci legano da tantissimo tempo, i gruppi folk che sono parte integrante della festa di popolo, il canto a tenore, questa fontana che scorre da secoli all'interno delle nostre comunità. E poi tra le altre cose, essendo abiti, siamo anche nel paese, nel borgo dedicato al pastoralismo. E noi questa serata la vogliamo iniziare proprio da Biti, dando un segnale tangibile di vita, di respiro, di sospiri che si perdono nella notte dei tempi grazie al tenore. E il tenore è anche più giovane del vostro paese, ma è un tenore che sa valersi, è un tenore che riesce a portare nelle piazze di Sardegna, ma anche oltre il Tirreno, il bel canto di Biti. Il tenore Romanzesu, e così diamo subito un'impronta fortemente identitaria a questa serata, augurandovi naturalmente di stare insieme a noi e soprattutto di vivere la festa di San Giorgio nel segno tangibile della nostra bellissima isola, con gli abiti, i suoni, i balli della Sardegna. Grazie Biti, benennidos, buonasera. Tenore Romanzesu, ragazzi animati da questa profonda passione, come ricordavamo, che si perde nella notte dei tempi insieme alle lauretas, sono lo strumento più antico che la Sardegna, ma anche il mondo potrebbe aver mai conosciuto. E il canto a tenore è il nostro canto, è anche il canto dei vitesi. Quattro alfieri cavalieri del vostro paese. Tenore Romanzesu. Insande fortunosa canta su conte l'intona su ballo. Ciao che tenorosa, linda e melodiosa, chi pare tu una campana di cristallo. Chi pare a ballare, cudaschi manco il pespo. Primos albores a bella amica oggi stenne in volo, divini zenne amores candidos che fiores come ti inviti canta dice solo
dire una vera e che non può bene colpire e una vera che non può bene colpire e una che non può bene colpire e cannata venere e venne e ti tennera mano e tennera mano rosa chi superato anzi primavera annata bene su via e ti tennera mano rosa chi superato anzi primavera quería probar de ir de tocar de Columbina salsa la licera de Columbina salsa y quería probar de ir de tocar de Columbina salsa la licera de Columbina salsa la licera de Columbina salsa
necessità del sistema, bensi su ma zona runa, scasse non sarebbe bella, te bolla già trumba, te bolla già trumba, necessità del sistema, bensi su ma zona runa, scasse non sarebbe bella, te bolla già trumba, te bolla già trumba, te bolla già trumba, tu scuola già stimo, mi pare l'amore, spiegare ma stimo, nella sara l'amore, e tu scuola già stimo, mi pare l'amore, spiegare ma stimo, nella sara l'amore, nella sara l'amore, nella sara Grazie. Profumano di passione e di amore i balli, i canti tanto cari ai bitesi, grazie anche a questa giovanissima e bella formazione. Una nuova formazione sempre in quell'aspetto culturale che si rinnova, che si rinfresca, che fa bene all'anima, fa bene anche alla piazza. Avete accompagnato il loro canto ballo con il vostro passo e i vostri ritmi. Tenore Romanzisu, che ha anche un omaggio da parte della leva del 2001. Porta Elena, leggiamo questa targa, leggiamo un po' cosa c'è scritto così. Allora, Comitato San Giorgio Bitti, 23 di aprile 2026, leve 2001-1991. Grazie a voi ragazzi. L'essenza culturale di un paese, quindi di una comunità, quale è oltre al canto a tenore qua a Bitti in particolare, è quello anche di rinnovare sempre la festività del popolo attraverso anche l'abito della tradizione, il bellissimo abito delle donne di Bitti, l'essenzialità anche dell'abito maschile, grazie a questa formazione che nasce nel 2000, quindi vanno a battezzare in questo 2026 26 anni di intensa attività e che ha portato il gruppo ad esibirsi
in tantissime piazze della Sardegna, a quelle che sono poi anche le manifestazioni più importanti che si tengono annualmente nella nostra isola. Quindi giocare un po' in casa e anche creare quello spazio di suggestione ma anche di emozione che stasera andremo a ricavare attraverso il gruppo folk Sabita. Carlo, andiamo. Balli della tipicità, balli tanto cari alle piazze di Pitti e comunque alle feste che voi tenete ogni anno su Seriu, girato ad Illu con un suonatore d'eccezione, un vero maestro che insegna l'arte del suonare l'organetto a tanti altri allievi, tanti altri ragazzi. Carlo Moeddu, che stasera è anche nostro fonico, che da suono ai suoni, luce alle luci, quindi questa bella storia che va avanti da 26 anni, quindi una bella generazione che inizia a ballare già da tenera età, e poi più tardi avremo anche un'altra esibizione sempre di Pitti. Ecco la nuova generazione che si affaccia e che piano piano fa capolino anche stasera qua sul palco per la festa del Santo Patrono. Vi lascio quindi col gruppo folk Sabita. Come va? Ciao.
nei valli della memoria, quelle belle sensazioni della festa di popolo della comunità di Biti stasera portate sul palco dal gruppo folk Sabita. Io non so se volete stare con noi, così chiamiamo anche i piccoli, magari arricchiamo le giornate, cosa dite? Per non lasciarli da soli? No, li lasciamo da soli. Va bene, vi fate un applauso quindi per l'uscita del gruppo folk Sabita. Vai Carlo! Grazie Carlo, ce lo teniamo con noi. C'è sempre l'emozione della prima volta per chi prende un aereo, per chi sale per la prima volta su un traghetto, quindi su una nave o va in crociera. Però una delle emozioni più belle per noi, popolo di Sardegna, è quello di riuscire a mettere in piedi, magari anche sognando un giorno, su un palco qualsiasi della nostra bellissima isola. E lo fanno stasera dei figli e delle figlie prediletti di questa comunità. La vita giovane, artistica che si rinnova è sempre un punto bellissimo per ogni paese. Riuscire a far rinascere un mini gruppo folk che saranno i veri testimoni, i veri ambasciatori domani del folklore e della tradizione, come sarà tra qualche istante qua alla festa di San Giorgio patrono a Biti, perché accogliamo con un applauso, questo sì, bello, caldo, rumoroso e festoso, il mini gruppo folk Sabita. Allora, non facciamo le domande di scuola perché già le maestre, le insegnanti vi tartassano. Avete iniziato da quanto a ballare? Un annetto. Beh, siccome è la prima volta comunque che salite sul palco, è vero? Posso chiedervi almeno il nome, così il papà, la mamma, il fratello, la sorella, il cugino, la nonna sa che ci siete. Dai! Antonella. Bel nome. Anna. Lucia. Giuseppe. Giuseppe. Miriam. Oh, auguriamo un buon viaggio a questi ragazzi e a queste ragazze. Che vi vogliono bene, sicuramente. Ve ne vorremo ancora di più quando vi incontreremo in altri palchi, non solo a Biti ma in tutta la Sardegna, ma anche oltre il terreno. Carlo Boedu, Sulestru, buon viaggio al mini gruppo folk Sabita.
una carezza vera al tempo, un segno indelebile di una cultura che qua a Vitti non morirà mai, grazie a questi ragazzi e a queste ragazze del mini gruppo folk Sabita, che vogliono ringraziare i loro insegnanti, che sono Claudio, Piero, Giorgia, Giulia. Facciamo un applauso. E c'è anche il segno bello, visivo di questa vostra prima esibizione. Arriva la targa, eccola qua, bella targa. La mettiamo in sede, sì, li ho sentiti, sì, avete visto? Beh, com'è andata? Bene. È andata bene. Carlo Boedu, Sabita, mini gruppo folk, applauso. Grazie, è bello condividere il palco, condividere una serata insieme ai nostri figli. Adesso lasciamo Vitti, andiamo a fare una bella passeggiata all'interno di alcuni paesi che raccontano anche loro tante belle storie legate alla tradizione, legate alla tipicità, legate soprattutto a quelli che sono gesti comunitari. Andiamo a Nulvi, e sicuramente almeno una volta nella vostra vita avete sentito parlare di questa bellissima comunità, una comunità che dal XIII secolo festeggia e onora l'assunta in cielo con la discesa dei candelieri che si ripetono quindi nel tempo di San Massaio, di San Mastro, di los Pastores, per un voto sciolto, ma soprattutto qua a Vitti, grazie ad una presenza molto ma molto importante che lega Nulvi, centro della subregione storica geografica dell'Anglona, ad una storia di abiti, ad una storia di lavoro, di duro lavoro, ma anche a quella storia che si ripete all'interno degli abitanti di Nulvi, quello della festa, quindi l'abito della tradizione, ma in particolare quello che lega i nulvesi al ballo, perché loro il ballo lo attraversano da generazioni e generazioni. Stasera si fanno accompagnare da uno che di organetti ne capisce, perché arriva da Bonteia, arriva dal paese de Solmannos, dello Sonodoro Hermano, da Mastro Mario, di Francesco Bandi. Lui è Januario Mugoni. Vi lascio in bella compagnia e vi fate un applauso al gruppo folk Monte Alma di Nulvi. Bella festa a San Giorgio con Sabina Zentana.
Quando il ballo incontra la storia nasce lo spirito popolare dei ragazzi e delle ragazze del gruppo folk Monte Alma di Nulvi. Grazie a Gianluca Bugone abbiamo ancora un ballo San Logudorese. L'eleganza del San Logudorese nei rituali della festa di popolo, della festa del gruppo folk Monte Alma di Nulvi. Ringraziamo Gianluca Bugone, salutaci tanto la carissima Bultei, un applauso da Pitti a Nulvi.
Una bella serata questa, offertaci dalla leva del 2001 per la festa del Santo Patrono di San Giorgio qua a Biti. Dopo aver ospitato Nulvi restiamo in ambito sassarese, gallurese in particolare, perché andiamo a quella che è ormai definita da anni la porta d'ingresso del turismo di massa. Andiamo ad Olbia, che i fenici adoravano chiamare Felice. Una bella storia quella che lega Olbia al suo gruppo folk, che si innesta nella memoria storica già da 48 anni fa. Era il 1978, c'era anche una festa molto importante, il patrono San Simplicio, ma una festa che stava andando piano piano a decadere. Ecco che arrivano quelli di allora, Valdi Giovanotti, ragazzi e ragazze, per ridare il vigore, per far rifiorire sa festa manna di Mesumaiu, e non solo degli olbiesi, ma penso di tutta l'isola. Un gruppo che negli anni poi è riuscito a coltivare quella passione, quell'amore per i gesti più autentici che li lega appunto da quasi mezzo secolo di vita. Far festa qua a Biti per dare un segno tangibile di vitalità del ballo, dell'abito e del suono, il gruppo folk olbiese da Olbia. Il vero orgoglio quindi identitario che unisce, dicevo, in un unico abbraccio il gruppo folk olbiese, che stasera si fa accompagnare all'organetto diatonico, ma ormai è diventato il suonatore storico del gruppo folk degli amici e delle amiche di Olbia, Lorenzo Chessa di Irgoli. Sistemiamo alcune cositine, ma siamo ballo Fioritu, che è il ballo d'esordio di questa prima delle due pagine che vogliono raccontare stasera qua in piazza Spruni il gruppo folk olbiese. Lorenzo Chessa, gruppo folk olbiese, ballo Fioritu.
sentimenti sempre accesi e che non finiscono mai di appassionare, di creare quelle belle emozioni come sa fare il gruppo folk olbiese. Nel 2010 io in prima persona, alcune componenti del gruppo folk olbiesi, alcuni suonatori della nostra isola, veniamo chiamati da una ragazza originaria di Castelsardo, grandissima appassionata di tradizione e di cultura popolare sarda, Laura Sanna, che unica al mondo ha dibattuto una tesi di laurea su un ballo che adesso il gruppo folk olbiese andrà ad eseguire. La tesi di laurea si intitola così, un ballo civile nella tradizione popolare sarda. Un ballo che arriva da molto lontano, sicuramente di chiare origini scozzesi, che nel suo tragitto di avvicinamento nel nord Sardegna passa per la Francia, poi per la Corsica, finché sbarca, come diceva un poeta di Enas, sbarcata da Lumari 100 anni sarà, più di 100 anni fa quindi questo bellissimo ballo che fa parte della storia, della cultura delle genti galluresi, in particolare degli Stazzi, e che stasera il gruppo folk olbiese vuole riproporci con la complicità dell'organetto diatonico di Lorenzo Chessa, Luscotis.
amore elegante, raffinato che soffia su questi uomini e donne vestiti a festa del gruppo folk olbiese. Grazie, grazie a Lorenzo Tessa. E adesso torniamo ancora col canto a tenore dopo aver esordito in questa serata in onore del santo patrono San Giorgio in piazza Spruni a Vitti con la tenore romanzese. Adesso andiamo avanti, andiamo in un'altra subregione storica geografica molto importante e storica per la nostra isola, ma in particolare per quel tipo di canto chiamato a contratto. Andiamo a Seneghe, dove tanti anni fa nasce una bellissima favola che lega il paese città dell'olio per antonomasia a Suguntratu. Tanti giovani che si unirono per portare oltre le mura domestiche questo canto, possiamo anche definirlo quasi millenario, perché si perde nella notte dei tempi, arrivano testimonianze lontanissime di questo modo di cantare dei seneghesi e che si tramanda di generazione in generazione grazie anche a questo contratto del Seneghe di Antonio Maria Cubanda, che noi ospitiamo sul palco di piazza Spruni, ed è sempre un grossissimo piacere poter aprire una nuova pagina di storia che lega Antonio Maria Cubanda, che lega Seneghe, che lega il suo contratto appunto di Seneghe. Questi sono i vostri microfoni, c'è solo un ringraziamento da farvi, ringraziarvi di esistere, di continuare a respirare veramente questa tradizione, questo bellissimo canto lasciatovi in dote dai predecessori e che grazie a voi vive, respira, lo ripeto ancora una volta, di bellezza questa unica, non rara, su un tratto di Antonio Maria Cubanda di Seneghe. Buonasera a tutti e grazie sull'invito che si crefio per questa festa di Santo Giorgi. Questo ragazzo hanno bene da cantare a Bitti, siamo in morte che devo cantare a Bitti, questo su 1980 con Zio Daniele e su tenore Remomino a Monti, quindi tutto zai 46 anni, e quindi quando penso a questa idea, insomma, di questa emozione, di via in cui tempo porta adelante sul discorso della limba e dell'identità di Israele. E quindi grazie a questa gente che non si spinta buona andare innanzi a questa tradizione. Si vi intende subito un sonetto delle Mudovidas sull'Uraga rappresenta l'identità di Israele, in Savorma, in Suranco a tenore e in Subalibù. Dura superbas e constantes, los imperias amuda vos callades, hoy tenéis a minunades que vos son vuestros habitantes.
ignorades, pro nobis curiosos ignorantes. Y es que vos apostos obrapare, cando gomente povite vos harán. Fatu tumban beto opera umana, siete testimoni a securare. Ma sa genesi ostra esponsa e su ballusardo e marca antica, esta sabio bella espressione, e su ballusardo e marca sabio bella espressione e gente forte de su ballo amiga Vai hanno tenne salvazione e io se degli aia nostra scampa che io dove consolazione la figlia compagnone sacca samba a balla due teo si non ho usa forza che io a tutta canta vai all'ellerare Signorini con la sua silva, sisterinità della pure, è morta stella brodo dell'amore, Palmero viso suoso che si avviò, cantata che si aggrega senza Dio, la che gusta gente festore, e perderà la buona, la poi sacca e del ballare degna da luz e non lo resa uno de su lugo ma di verità vai all'ellerare ma di verità poi si prega prima e si canta su cosa si sa questo si balla con l'uzzare credo ma di verità bassa tradizione che sono della rola a ballo non si stessa a destra ma di verità per un ricco servitore e roste cose signore comune foresterina di un piso ma di verità vai all'ellerare ma di verità foresterina di un piso e verde con fraterna confida che roba della schiena tomba ma di verità più brioso e ballente sommi sa femmina però io modesto a sul ballo posto per sera ma di verità vai all'ellerare ma di verità vai potendo portare buona festa poi scommessa a ballare me so che sa terrore ora la tua testa ma di verità
sempre su tutto ballando, ballo senza solo lei sa, bamba di e que este se sería mi, a Deus que es motor e camino, e tanta dos ahora y se regó, vai all'elera, bamba di vai pinena e tuta se ascoltó, produce brega ganta ballabu, caso de la fiesta no sigo, bamba di la e domba. Studiantino. Firma, firma, e vues, glori bella no. Resta firma, mira chi grave tempesta suminete en esas nubes mira Scampo, firma di gloria umana e non che so a se sei destro pur lontana e vercias due su campo sai as
Si salutava sul ballo dei super doloteso. Curre in basta sai, nanietta, canta musa bocchire, oro si buone. Curre in basta sai, canta musa bocchire, oro si buone, ambarambradà, 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 Correndo fatta sa su e bumba, andare a sana, andare ambarambrada, 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 apramada ti do sin pasha, ti antigo capo di tui, in un istante sa, basta ambarambrada, 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 se una d'altra con la sua fusione. E da uno via da sorriso, proprio se sue, gentile, ambarambarata, vai alle lerare tomba, ambarambarata, ambarambarata, potendo una buona trecchetta, candevi di un buco sa di sé, paria di sapore dosizzata, ambarambarata, 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 paria di ripaldi nascondo, andasse si usare in basta, ed è un fatto che mi sono conte, ambarambarata, vai alle lerare tomba, ambarambarata, ambarambarata, sai che non mi dai nulla più, appena schissa in appoliga, appena arrivate la pagina, ambarambarata, 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 manco che non basta fate stesso, la radio ti corrisponde, paria di servizi salvezza, ambarambarata, vai alle lerare tomba, ambarambarata, ambarambarata, si arriva, ma non dove se ne sta d'accordo, non fate da un bello da merenda, ambarambarata, vai alle lerare tomba, ambarambarata, ambarambarata, prima di sapinette servono, e a protono vai e busca tu, e poi in base andare tutte prova, ambarambarata, 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 Su contratto a Seneghe di Antonio Maria Cupagna. Intanto insieme agli amici di Seneghe vogliamo salutare altri amici ed altre amiche che ci seguono da casa grazie a Bizzi TV. Ecco. Salutiamo, siamo accorti solo adesso della loro presenza, però a noi fa molto piacere poter dare ed essere entrare nelle case, portare le nostre belle tradizioni come ha fatto per 15 minuti circa Seneghe grazie al suo contratto di Antonio Maria Cupagna. Grazie e alla prossima, se Dio vuole. Vorremmo dedicare questa esibizione al nostro carissimo ragazzo cantore che è venuto a mancare un mese fa a Seneghe, una bellissima mesa ben scoperto. Deus dà per in gloria realmente tutti sus cantores che troppo presto attraversano la famiglia. Grazie, ci vediamo dopo. Facciamo visita ad una, io definisco, delle perle della costa nord-orientale che è Orosei, meta ogni anno di centinaia, ogni estate, di centinaia di migliaia di visitatori, ma anche di studiosi che tengono tanto ad approfondire un antichissimo canto che sicuramente arriva dall'interno
delle chiese, dove le confraternite ancora oggi a Orosei riescono a trasmettere anche ai più giovani dei valori altamente e non solo simbolici, ma di una cristianità, di una religiosità, ma di un canto che arriva da molto lontano. Tante sono le formazioni che ad Orosei spesso, e devo dire anche volentieri, troviamo nelle piazze di Sardegna per portare la briosità e la bellezza di questi canti. In particolare qua a Biti, in piazza Asproni, arriva una formazione che nasce nel 2008, porta un nome molto importante di un santuario che si trova all'ingresso ovest del paese, per chi arriva, ecco, da Galtellì e comunque dalla bassa baronia. Il primo canto che è stato dedicato alla Madonna del Rimedio e che ancora oggi riesce a proteggere questi ragazzi, ma soprattutto questo canto e la loro presenza è sempre un punto di forza per Orosei, ma anche per tutta l'isola, quindi per la nostra tradizione. Quindi a far festa stasera qua a Biti in onore di San Giorgio il tenore su Rimedio di Orosei. Buonasera, e se male non ricordo venne a battesimo quella bellissima formazione, fu una bellissima esperienza. Vi lascio quindi con il bel canto di Orosei, con la voce di Tonino, tenore su Rimedio. Aridette battesi alla mirare, e te battesi alla ponere in maralta. Rastin su levante a vela canto sambene umano a t'accostare, aridette battesi alla mirare. E te battesi alla canto sambene umano e te battesta lo che volare e rastenso
Rudellina Anu Lo Nettuno la città di Attinamenta rondine austera ed è che se t'hanno stenia la pena quando tu ebbe seas in carrera e lo vinare che l'una piena Attinamenta vinare al bramo loro io sto buscando lo izquierdo Eso no te cuando lo dormido, eso son nuevos por ti llamado. Attinamenta rondine austera e de che se t'hanno stenia la pena dell'oro Io ti rispondi a poche lenta acqua e sos tuoi genitori e poi Dio che amano tenta a togliere in campagna lor fiori Esos lamentos pasados te llamo, esto una guerra cuando lo esquido, es un notte quando ho dormido, torra di sonno mi arrestiamo. Attinamenta rondine austera e che se t'hanno stenia la pena dello
fiore de campana più gustoso y bona de narciso dai narciso fiore de campana più gusto e buona su modo de cantar el día de los en la pobreza de los en la fiore de campana più gustosos che buona de narciso non modo de cantar non modo de cantar de los en la pobreza de los en la pobreza pesca 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 vedo una poderosa vedo una poderosa fiore de campana più gustosos che buona de narciso non modo de cantar non modo de cantar de los en la pobreza de los en la pobreza pesca 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 fiore de campana che buona de narciso che buona de narciso non modo de cantar de los en la pobreza cosa quiser de Venus araitina si non ser visione bambulosa contra Venus arnesi tu mi spina e se sos envenenas chisarosa cosa quiser de Venus que non se vede
Le suggestioni del canto di Rosé attraverso l'interpretazione della magica voce di Tonino e dell'accompagnamento del tenore su Remediu. Siamo tornati indietro nel tempo, nella memoria, nei ricordi, quelli che furono dei vostri predecessori, che sono anche vostri e anche nostri. Grazie, veramente grazie. Un applauso ad Rosé. Bravi! Qui da Austria, sempre. Il nostro viaggio, visitando paesi, comunità della nostra isola, prima ancora di cedere il passo per aprire un'altra pagina con Ballade Ballade Voice, si chiude a Pattada. Pattada, la terra che ha dato il paese, che ha dato i natali al grande letterato, quindi poeta Padre Luca Cubeddu, che nel 1981 battezza un bellissimo gruppo folk che va avanti con la sua attività per tantissimi anni, e poi arriva il ricambio generazionale nel 2022, quindi 4 anni fa. All'interno di questa formazione in effetti andiamo a riabbracciare quelli che sono figli e figlie di alcuni componenti del primo gruppo storico, un'attività quindi che si svolge oltre le mura domestiche, quindi all'interno di quelle che sono le feste e le sagre di Sardegna, e stasera, anche perché c'è un legame fortemente storico-culturale con il paese, con la comunità di Biti, vogliono chiudere questa serata dedicandola interamente a San Giorgio patrono, il gruppo folk Santa Sabina di Pattada. Giovanissimi, come vedete, anche molto giovani le ragazze, per dare questa forte testimonianza di vitalità e di vita che da tanti anni attraversa appunto il paese di Pattada. Quindi gli abiti molto colorati, molto belli, bello anche l'abbigliamento maschile che sfoggiano i ragazzi del gruppo folk Santa Sabina, e come da vecchia e vera tradizione si fanno accompagnare da uno strumento musicale che nella nostra isola, al pari della fisarmonica e dell'organetto diatonico, appare per la prima volta tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento. In molti paesi è andato in disuso, mentre i pattanesi ne hanno fatto tesoro e riescono ancora a creare belle suggestioni ed emozioni all'interno del ballo, con il suono dell'armonica a bocca di Gianmario Abrioni, gruppo folk Santa Sabina, Sadassa.
Ragazzi e ragazze vestiti a festa a ballare la storia tradizionale e culturale di Pattada. E grazie a Gianmario Abrioni che adesso accompagnerà anche il secondo ballo del gruppo folk Santa Sabina su Ballito. Grazie.
I balli di Patara del gruppo folk Santa Sabina a raccontare l'anima della festa di popolo che riemerge grazie a questi ragazzi e a queste ragazze, grazie anche a Gianmario Abrioni che ha accompagnato con l'armonica a bocca. Vogliamo così approfittarne per intanto introdurre piano piano questa nuova pagina con i Ballade Voice, ma in particolare ringraziare chi stasera ci ha ospitato su questo palco in piazza Asproni per la bella vostra festa patronale in onore di San Giorgio. Vogliamo calorosamente rivolgere un applauso alla leva del 2001, glielo facciamo, grazie ragazzi, perché se noi respiriamo, se i nostri ragazzi e le nostre ragazze di Sardegna salgono sui palchi per testimoniare tradizione è anche e grazie a voi. Salutateci e salutatemi in modo particolare ed affettuosamente Don Totoni Cossu, grazie Viti, che il Signore ci benedica e vi benedica tutti quanti San Giorgio. Grazie, grazie Patara, vi lascio con i Ballade Voice. C'è un intruso qua. Grazie Bastiano, salutiamo anche gli amici e le amiche che ci hanno seguito, continueranno a farlo dai canali di Vizi TV, Ballade Voice, Carlo e Soci. Allora, ho bisogno di